Questa è la Serie B-Win. Sassuolo e Crotone a caccia del bis nella seconda giornata della Serie B-Win dopo i debutti vincenti contro Cesena e Brescia. Di Francesco deve rinunciare a Masucci e Valeri con Missiroli che rimane a ispirare il centrocampo e la coppia Troianello-Berardi a sorreggere Pavoletti in attacco. Nel Crotone fuori Gabionetta nel 4-2-3-1 di Drago, peso del reparto offensivo sulle spalle di Khalil. Dopo un quarto d'ora di studio, gara che si sblocca al 17esimo, stop e tiro di Domenico Berardi. Conclusione all'angolino battuto Concetti, primo gol in Serie B-Win per il prodotto classe 94, assolutamente da seguire. Sul Braglia si abbatte una pioggia torrenziale, ma la partita rimane divertentissima perché giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Al 19esimo prova a rispondere il Crotone con la punizione insidiosa di Ciano. Pomini riesce a rimediare in angolo, preoccupato Di Francesco. Passano 120 secondi, ancora Crotone, conclusione dalla distanza di De Giorgio, ancora Pomini a ribattere. Al 28esimo altro calcio piazzato, questa volta va a Khalil, sceglie sempre l'angolo di Pomini che riesce a rispondere in due tempi. Al 32esimo Missiroli, Bianchi, la palla schizza dalle parti di Magnanelli, il suo è un bolide a botta sicura che trova una deviazione e anche il palo. 40 secondi e Pavoletti prova a mettersi in proprio con la giocata personale in area di rigore, palla che sfila sul fondo. Al 38esimo altra occasione per il Sassuolo, cicca in prima battuta Troianello, poi trova un angolo quasi impossibile ma Concetti riesce a mettere in calcio d'angolo. È nell'area il gol del 2-0 che infatti arriva puntuale al 41esimo sulla rifinitura perfetta di Berardi che si trasforma in uomo assist in cornata di Leonardo Pavoletti. 23 anni, secondo gol consecutivo dopo quello al Cesena, dopo i 16 segnati l'anno scorso con la maglia del Lanciano. Nel finale di tempo ancora il Crotone prova a rimettersi in partita con la botta di Migliore dal limite dell'area di rigore, la vede all'ultimo Pomini che però la tiene lì. Drago nella ripresa capisce che deve cambiare qualcosa dentro, pettinare per dare un po' di verve all'attacco, ma dopo 30 secondi è ancora Sassuolo con l'impetuoso Troianello che va a sbattere contro il palo esterno. Al 51esimo sbandata difensiva del Sassuolo, Khalil tutto sull'area di rigore, a mano aperta è provvidenziale l'intervento di Pomini, poi Ciano si costruisce l'occasione con il mancino, cerca l'incrocio di pali, trova solamente il fondo. Al 56esimo ancora Troianello imprendibile, supera Migliore che però riesce a recuperare sulla linea di porta dopo il pallonetto a Concetti. Al 61esimo spunto di Maiello, eroe della vittoria sul Brescia, Pomini si accartoccia e la tiene. Al 65esimo il Sassuolo prova ancora a pungere in contropiede, ovviamente con Troianello, a dispirare dentro per Pavoletti, il suo tapina, botta sicura, ma il pallone schizza sul fondo, non c'è deviazione. La partita rimane bellissima e Sassuolo vorrebbe archiviarla il più in fretta possibile, anche perché al 73esimo Maiello, l'eroe del match appunto vinto contro il Brescia, va a colpire un palo clamoroso sull'assist di Khalil. Passano 20 secondi, capovolgimento di fronte, Troianello meriterebbe il gol personale, il pallone si accomoda per questione di centimetri a lato. L'ultimo lampo di una partita divertente al 91esimo con la punizione che sembra innocua di Ciano, trova però la deviazione di Missiroli che sorprende Pomini. È l'ottavo gol in Serie B-Win per il 22enne ex Lecco che vale il gol del 2-1 in pieno recupero. Vince comunque il Sassuolo come l'anno scorso, come 2 anni fa e come 3 anni fa. La tradizione si conferma e la squadra di Di Francesco è già in quota.